Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. Si festeggiano quest'anno 60 anni di Amnesty International. Che dire, un bilancio di questi 60 anni? Sono passati molto veloci perché ogni giorno di questi 60 anni è successo qualcosa di bello, ma naturalmente anche di brutto. Il mondo ha fatto dei passi avanti, abbiamo liberato in media ogni giorno 3 prigionieri di coscienza, però è un cammino che è a metà. Noi da ogni lato del mondo vediamo segnali di violazione dei diritti umani, quindi è un'età, quella dei 60 anni, che non è un'età di vecchiaia, è un'età di maturità che ci dà tanta voglia di andare avanti per ottenere quello che è l'obiettivo iniziale dal 61 di Amnesty, un mondo libero dalla violazione dei diritti umani. Ecco, uno dei focus più importanti è la liberazione di Zaki. Quanto può fare Amnesty? Quanto Amnesty è riuscita a sollecitare l'opinione pubblica? Adesso siamo quasi a 1 anno e mezzo dall'arresto. Io direi che la campagna che porta il nome di Patrick e che chiede la sua liberazione è stata la più grande campagna per i diritti umani di questi ultimi anni. E quello che è mancato non è tanto l'impatto della campagna, non è venuto mai meno anche il racconto da parte dei mezzi di informazione. Quello che non c'è stato ancora è stato un approccio diverso dei 2 governi italiani che nei confronti dell'Egitto hanno, il precedente ed attuale, mostrato sempre una grande accondiscendenza, come a dire di non voler disturbare il nostro partner al Cairo, e così non si otterrà mai nulla. Ecco, un'ultima domanda, la canzone vincitrice è quella dei Negramaro, e il San Giorgio ha detto che è stato ispirato dalla prima migrazione dell'88 dall'Albania. Cos'è cambiato da quel tipo di emigrazione? Possono cambiare le rotte, le origini, però il tema rimane un fenomeno strutturale. Rispetto forse a quegli anni là, sicuramente c'è meno attenzione e meno solidarietà da parte dell'opinione pubblica, ci sono anche politiche di chiusura sempre più marcate dell'Unione Europea nei confronti dei migranti e dei rifugiati, c'è una cooperazione tra Italia e Libia che produce violazioni dei diritti umani di cui ci rendiamo complici senza che questo ci metta in imbarazzo. Presa al volo Mirella Zambello, ex sindaco di Villa Dose, proprio quando è nato Voci per la Libertà. Lei adesso è anche assessore al comune di Rovigo. Come ha visto crescere questa Voce per la Libertà lei? È cresciuta molto, innanzitutto perché ci sono molti volontari, ma sono molto appassionati e tecnici della musica, e soprattutto hanno allargato gli inviti ai gruppi musicali di tutta Italia e hanno aderito, e soprattutto Amnesty Nazionale ha arricchito la manifestazione con il premio per i MIG, e quindi questo ha davvero aggiunto valore e ha attirato molto interesse. Però quello che pare che sia mantenuto è proprio il clima di amicizia e di solidarietà che unisce, che fa lavorare tutte queste persone, compreso i gruppi emergenti che arrivano ogni anno con molto entusiasmo. Ecco, lei che è stata una delle fondatrici, o perlomeno una delle ispiratrici, da ex sindaco che ha inventato questo, quanta soddisfazione c'è? Sì, parecchia, perché era partito proprio per lavorare con i giovani, con i fondi del contrasto alla droga. Ecco, era questo un po' il punto di partenza, ma poi è cresciuto e quindi si vede che questa fiammella, che viene anche rappresentata da Amnesty, ha fatto crescere la voglia di lavorare per i diritti umani. Questo è importante.